Non siamo partiti di giorno, ma comunque sì, abbiamo tantissime cose da vedere. Stiamo cercando effettivamente questo posto, è tutto al buio, alberi, mura, ma non si riesce a vedere nulla là dentro. Questo è tutto ciò che riusciamo a vedere da qua, perché a quanto pare è completamente chiuso il seminario e si vede questa specie di pilastro, ma in compenso abbiamo incontrato lungo la strada questa struttura che, manco a dirlo, non c'è scritto assolutamente di cosa si tratti. Ecco, una struttura fatiscente che forse avrà visto qualche incendio. Da questo tronco, a quanto pare, si deduce che c'è stato un incendio. Vai, ciao! Lei è la nostra cicerona? Ciao, ciao Valentino. In questo locale c'è una cella frigorifera addirittura molto particolare, come potete vedere, e ci sono i fusti della birra all'interno, quindi a noi è sembrata un qualcosa di interessante da farvi vedere. Poi tra l'altro un doppio bancone che mi sembrava all'inizio uno specchio, ecco qua, come potete vedere sembra uno specchio, invece è un bancone, quindi ecco un'altra cosa particolare che vi facciamo vedere. Vabbè, scappiamo prima che ci buttano fuori. Davvero ottima, salute. In questo periodo fanno l'Oktoberfest, che è proprio la birra che stiamo bevendo in questo momento. Il nostro viaggio continua. A me sembra che fanno il presepe qua, perché vedo l'azzurro del cielo, poi c'è tutta quest'erba qua, vabbè, perché questa comunque è cresciuta. Ah, ecco, guarda, 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 c'è un tubo che praticamente sarà il fiume quando fanno il presepe. Sì, infatti, con le pietre, guarda, guarda qua per terra che ci sono queste pietre, praticamente sarebbero tipo il laghetto, quindi sicuramente qua gli fanno il presepe. Eccoci al Pato. Diciamo che è una questione di pathos. Sentite la voce e lasciami gridare! Siamo molto contenti quando troviamo questo genere di cose. Wow! Ma è veramente bello, bello, bello da vedere, guardate qua. Mi sa che mi è venuta un po' fame. Ci fermiamo, ogni tanto io ho bisogno di fare delle pause. Ci fermiamo, entriamo, voglio vedere cosa si mangia di buono. Allora, spaghetti con melanzane, spada, pesto e scampi. Vi facciamo sapere. Hamburger di bovino, bacon, lattuga sì, pomodoro, scaglie, mamma mia. Ok, questo è cheddar, formaggio americano, qua con mezzo panino, spettacolare, buonissimo. Basta, lo lascio. E guardate quanto è bello il Palazzo de Marinis, Collegio di Maria.
Siamo al Museum of the Sicilian Almond, cioè al museo della mandorla. Siamo rimasti qua 2 giorni e vedremo qualche altro bel localino che veramente ci sta stupendo, quindi vogliamo approfondire anche questa cosa perché le notti sono importanti per il turismo in un paese. Ecco, stiamo facendo un giro per il locale e adesso prendiamo posto anche noi. Grazie. Vabbè, allora io provo. Allora ragazzi, in questa c'è... cosa c'è? Capperi, olive, pomodoro, cipolla. Ok, pomodoro e mozzarella. Ah, primo sale. Ottima. Invece in questa dicevi? Mozzarella, panna, funghi, zucchine fritte e pistacchio a granelli, insomma, tritato. Buonissimo. Ma voi che dite, la pizza si mangia con le mani o con la forchetta? Il nostro viaggio prosegue. E per la rubrica paura, guardate un po' la finestrella in miniatura. Siamo in un viale abbandonato. Seguitemi qua, ragazzi. No, porte aperte. Abbiamo una luce. Ragazzi, una casa abbandonata. Forse potrebbe essere anche pericolante. Ragazzi, io torno indietro. Salvo, che odore sentivi? Nauseabondo come di cadaveri. Guarda questi archi così. Hai visto? Guardate questi angoli. Mamma mia, una stanza bellissima. Questa deve essere. Ecco, vediamo se riesci a vedere qualcosa. E come cantava Claudio Baglioni, io me ne andrei. È vero, è vero. E un'altra avventura si conclude a Favara, un altro paese da visitare. Noi abbiamo visto qualcosina, ma voi potreste vedere molto di più. Alla prossima!